Ciao ragazzi, oggi sono a Bovolone perché voglio farvi conoscere Alessandro Pozzani, macellaio di lungo corso che fa i salami come una volta, però con una novità sorprendente, perché i suoi sono anche salami fatti con carne bovina. Andiamo! E questa è la carne, Sandro? Questa è la carne macellata lunedì Carne di? di scotona limosina. Ci stiamo dando, e questa è la coscia scelta, sono andata a sceglierle, mi danno la possibilità di sceglierle, è una carne che è eccezionale. Perché la scelta di fare il salame con il bovino? Perché ci sono persone che non digeriscono il maiale, che sono allergici al maiale e probabilmente essendo che ha neanche la metà di grassi può incidere anche sul discorso di chi ha problemi di colesterolo. Certo. Ma poi la tecnica è quella? Sì, la tecnica è sempre uguale a quella del suino, tranne che ci sono dose, c'è qualcosa di diverso. Ma qua che i segreti di salvare. Allora se devo dire tutto, no. Sandro, ci sono dei ricordi anche mentre fai queste cose? Sicuramente perché a fare i salami, torno a ripetere, mio padre era uno specialista e quando se andavo per le famiglie, avevo 10 anni, 11, e là, tutti quanti facevano festa perché era una festa perché non ho mai sentito uno che ha detto mi sono andati a male i salami, mai. Fare i salami non è un'arte che si impara a scuola. Alessandro, per esempio, l'ha imparato dal papà e dai suoi colleghi norcini ed è da lui che ha ereditato quel sapere e anche quei piccoli segreti che fanno parte di un patrimonio culturale che purtroppo è in via di estinzione, ma che sopravvive proprio grazie a persone come lui. E ci sono alcuni segreti veramente curiosi e che danno la cifra stilistica di che cosa significa fare questo mestiere. Ad esempio, lo sapevate che dopo l'insaccaggio questi salumi vanno messi in acqua calda? L'acqua calda serve per modificare la carne e poterla stringere il più possibile, che non lasci qualche vuoto dell'aria, perché allora la carne va a male, il salame va a male. E questo è un insegnamento che arriva da lontano? Da mio papà.
Quindi la carne rimane più amalgamata. Esatto, più è calda, più si amalgama, riesci a dominarla, insomma, ecco. Ragazzi, scolame, scoprezza e scolamela. Sapete cosa sono? Sono i nomi dei salumi fatti con la carne di scottona che Alessandro ha dato ai suoi prodotti. La prima radice sco sta per scottona e il resto è proprio per l'insaccato. Ma che differenza c'è tra questi e quelli fatti con la carne di maiale? Allora, ho portato un salume di scottona e un salume di suino al centro zooprofilattico delle Tre Venezie e l'hanno analizzata e ci sono delle differenze che sono enormi. Ad esempio i polisaturi 1,64 e 4,44 del suino. Questo è il salame di maiale, 4,44 grammi per 100 grammi di polinsaturi e qui invece è soltanto 1,64. Alle chilocalorie, 2,16 sul scolame Salame bovino. e 3,84 sul suino. Insomma, la metà. Sostanze grasse 14, 31,5 sul suino. Più che dimezzato, Cioè, Ma io ho visto fare a qualche altro salumiere i salumi di bovino, però con una parte di grasso di maiale. Ce la metti anche tu? No, Niente, proprio deve zero. essere il 100%, addirittura deve essere pulita la macina carne e pulito l'insaccatrice, che non ci siano residui di altra carne. Il sapore è il sapore del salame, però ci sono tantissimi grassi in meno e calorie in meno. Quando hai cominciato a produrli, Alessandro? È stata una prova che abbiamo fatto il 5 giugno del 2019. E da allora a oggi? Beh, si è 10 volte tanto. È stata una prova ed è riuscita. E pensate che questi nomi Sandro ha voluto tutelarli con un marchio, vero? E perché? Esatto. Perché? Per avere qualcosa di unico in Italia e forse anche in Europa. Ah, quindi un marchio europeo addirittura? Le previsioni sono quelle. È giusto avere una tutela di quello Esatto, che si inventa, siccome vero? che è qualcosa che sto vedendo che sta facendo successo, perciò proviamo. Comunque Non si sa mai. Sandro, ricordati che chi copia è sempre un passo indietro. Beh, penso anch'io, perché uguale forse non ci riesce nessuno. Non hai mai pensato di modernizzare la tecnica, vero? No, e sarà sempre così. Perché? Perché il tradizionale secondo me è il migliore. Allora adesso che vuole il panetto? Sì, adesso devo il pane e anche un bicchiere di vino, parlando in dialetto. Perché dopo tanto lavoro, era Alessandro, le anche oretta sta. Avevo anche il diritto Certo. di mangiare. E dopo? E dopo? E dopo che ad assaggiare da mangiare anche la scolamella, già cotta. Non siamo i tipi noi altri. No, la buttiamo via. Infatti abbiamo preparato anche il lambrusco. Ciao ragazzi, assaggiatelo, questo salume di bovino è veramente delizioso. Adesso chiediamo il famoso sgaglion. Sì. Anche perché lei la una, le ore del tastare. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Buon appetito ragazzi. Buon Sì. appetito. Molto buon. Thank you.